è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Sì ad una normativa nazionale per il settore del benessere, no a provvedimenti di carattere regionale che, pur animati da buone intenzioni, finiscono solamente per dirimere in maniera parziale la problematica e anzi generano una profonda incertezza negli operatori. Questa è la posizione espressa da Valeria Ferron, presidente degli estetisti di Confartigianato, nel corso delle audizioni in terza commissione consiliare relativamente al testo unificato dei progetti di legge sulle discipline del benessere e bionaturali. E ha spiegato: siamo i primi a chiedere che le nostre professioni vengano finalmente normate, in modo da garantire il rispetto dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria e di sicurezza dei locali, ma non è ammissibile che ciò avvenga in un contesto regionale, senza tener conto di chi, come le estetiste, già opera nel settore ed è in possesso di specifici titoli abilitativi. Confartigianato sta sostenendo quindi la proposta di revisione della legge di settore dal titolo Disciplina delle professioni dell'estetica in attesa dell'avvio dell'iter parlamentare. Un testo organico che ha l'obiettivo di regolamentare tutte quelle figure professionali al momento non normate, come quella di onico-tecnico. Riteniamo, ha affermato Valeria Ferron, che solo così si possa dare pari dignità e obblighi a tutti gli operatori del settore, arginando il dilagante abusivismo e tutelando la salute dei consumatori.